Saluti a tutti e benvenuti a Litteras, a Beni Torraus, questa trasmissione di EIA TV per questionare della letteratura dei sardi. Siamo tornato in Castello, in suo ex ma, e tornato grazie al suo consorzio Camus, che questa gita pure usato ospitato, e tornato grazie a Franca Marcialis che veniva a Zagattai. Bene a Franca. Bene agattaus. Franca è stata, poi si è pensionata, una maestra di scuola che già degli anni 70 incominciava a lavorare in scuola con suo sardo, e poi presentavo questo lavoro di essa. Contos, che è un libro che questiona dei contos, delle storie di Sabida anche a traballare su un prus della carriera cosa sua che è in Norri. Come te nasce, Franca, questa esperienza di questo libro? Questa esperienza di questo libro nasce del bisogno che tenga io di tenere il libro scritto su un sardo. Poi in scuola si scende che il libro in sardo non c'è e a primo toccata a arrangiare con fotocopias, con traballi fatti con su ciclostile. Questo traballo nasce di poi io comprendo che i piccioccheddi si appassionano ai scontos, come in mano d'altra parte pure si appassionano ai scontos, ma con i scontos è più facile a riuscire a mangiare la lingua sarda, è più semplice entrare in questo mondo dei piccioccheddi e portare valori che un tempo sono importanti e che poi vengono di rispondere a una parte. Io tenia due nonnas, due aiaias veramente, che riuscivano a contare contos meda bellos e mi paria dall'astima che questi contos non essenti agattai altri picciocchetti che dovesse da intendi. In scuola mia che andavo a cominciare, quando sono stata del ruolo in 76, ho pensato che fosse importante a fare lingua e cultura sarda e che fosse importante pure a cominciare con i contos. Poi con i scontos si passa la lingua, passano i valori a usannai e poi i picciocchetti sono sempre pronti a ascoltare e a imparare. No, quando si incominciava lui non fianta tempo facile, anzi fianta tempo difficile, sì. Accanto uno che si veniva a traballare con suo sardo veniva fino a schedare la giustizia italiana e come a oggi, no? Io fui schedata tanto della prefettura, poi da tempo sono gli anni 70 e c'è fu terrorismo e teniente di morire che calancuno che via lingua sarda e si vuole trasformare questa Sardegna in una Cuba del Mediterraneo, cosa che non fu di idea cosa nostra, se nostra tenga io gana scelti di essere brava insegnanti, se poi in università io ho ottenuto contatto con una grande studiosa, con una grande professoressa Elisa Spanonivola. Elisa Spanonivola in pedagogia si è fatto comprendere che esiste un bilinguismo e su bilinguismo che fu tanto in scuola fu un bilinguismo zoppo e invece se noi come professori, come insegnanti e paiauso va in maniera che spicciocchetti senti a tenere una perfetta competenza in lingua italiana e una perfetta competenza in lingua sarda. Cominciare per modenare che alcuni picciocchetti mi era da oggi ho visto un topo stupendo dal muro. Un topo stupendo dal muro fu una cosa difficile, tanto toccata a fare in maniera che questo picciochetto è stato questionato in italiano e altrettanto in sardo. I sconti sono una maniera di fare passare il modo di nare, il lessico, struttura grammaticale e poi lo fai spaziare. Questa scuola si va in maniera facile, non come punizione per i picciocchetti. Qual è stata, secondo te, adesso che andasi comprendi a Ciappai, sa risposta? Uno dei spippius che lui vorrianta tra ballendi e tutto canto è fuori da questa scuola. Questo libro ha girato e ha risposto andare stento. Benissimo. Cassia, è una grande soddisfazione che ho dentro con questo libro, poiché è stato imprentato da portas, non si gatta pruso in commercio, sia in tanto domandai, sia in tanto buono, poiché è scritta in una maniera che è fragile e che è stata maneggiata da portas dei spicciocchetti. I spicciocchetti non si gattano tante difficoltà ad leggere, a comprendere, a scrivere. Sul libro è stato adottato da scuola da tutto su Campidano. Poi ci fu un disegno fatto dei spicciocchetti e tutto, c'è stata una bella introduzione fatta da Edoardo Blasco Ferrer.
s'aspetto vinces de normas de scrittura, funt stati studiadas e adattadas in modo che non ci fossero difficoltà né di lettura né di comprensione. E tene in Pallas deve essere un grande nome, come questo docente universitario spagnolo che meda ha donato a questa scuola sarda. Certo, faremo proprio una rendido di susaggio del Blasco, andasi in A2 e andavane a su proprio. Ascolta Franca, e mo che tu ti sei pensionata, e tanti questi stetti di questa vaina di Susardo, in sa scuola anche a sta traballando di lui, e sta andata in Antisi? Devo non riuscire come chi sia andata in Antisi, poi gli ultimi anni sono stati usati un vaghedetto legge chi ne ha lavorato sul settore della lingua e della cultura sarda. Dopo affrontato questa schedatura, sono stata schedata, ma ha possibilità di lavorare non ha potuto problemi. In questi ultimi anni, tutta questa guerra ricevuta tra intellettuali che si interessano delle lingue e della cultura sarda non ha intivato a lingua sarda. Poi medas si sono ritirati, medas si sono posti da una parte e sono parlati scelti guerriglieri che vanno in lotta tra di essi ma non giocano a lingua sarda questa guerra. Noi abbiamo bisogno di libri, noi abbiamo bisogno di insegnanti preparati, noi abbiamo bisogno di tenere gente che vede e che apprezzi. Ma si domandava chi ha potuto soddisfazione, 40 anni di insegnamento, la cosa più bella che ho provato è la lingua sarda, ma ha pagato sempre scienziati che mantengono su disponibilità e i babbus e mammas che mantengono sempre incoraggiati. E quindi questo è stato per me una grande soddisfazione. E poi partendo da sardo, ci siamo sempre arrennesciuti a fare in maniera che vince esatta disciplina, esatta materia, e senti tento una importanza manna. Quindi su sardo arricchidi spiccioccheddus non di restare a certo nulla. No, con l'esatta materia se non si stroba a tappare, anzi si arricca a tappare. Ma io sono arrivata a gusto pure che alcuni piccioccheddu che conosceva in difficoltà, che proveniva da ambienti familiari difficili, con su sardo e sta riesce ad apprezzare questa scuola, e sta riesce a leggi, e sta riesce a imparare italiano meglio. E poi lasciamo spagare i sconti di Franca e voglio chiedere in quest'ultima parte di questa intervista di un grande maestro di sardo e di poesia, scio che tu sei appassionata di Benvenuto Lovina, manca di has fatto un lavoro proprio in scuola con i Spippius. Qual è questa storia tua con Benvenuto Lovina? Benvenuto Lovina dopo conosciuto quando Benvenuto ha vinto sa poesia, suo premio di poesia qua deddo in Olzai Saida dei Popiddu mio. Questa poesia ha avuto stati anche in alcuna maniera ostacolata da qualcuno, perché lui qualcuno vuole legge secondo qualcuno. Poi ha avuto una poesia satirica contro l'inquinamento di San Roque e di Porto Torres. Questa poesia mi ha fatto stimare, mi ha fatto apprezzare Benvenuto Lovina, e dopo conosciuto poi in Bidanova, Benvenuto viveva in Sassari e dando mi sono schissiata con isso. Ocanno fa 100 anni della nascita di Benvenuto Lovina e 21 anni è morto. Contauso deve una grande festa in Bidanoa in su mese agosto, da organizzare sa socius a Brazitta e ci causa deve in maniera che sa gente dei Danoa ed è su Sarcidano, Benvenuto Lovina al suo premio di adazzeriao Sarcidano, vonai commenti sa zona, sa ricini von Tragussas, quindi torrenti si organizzano e i spicciocchi su questa zona si appassionano a questo grande poeta che noi teneus. In questo libro che hai fatto i tatuati? In questo libro due contos de Gogas, contos de Mazzamurrus, contos de Diaulus, contos de Abilis e contos de Dontus. E poi non si tenia tempo di imparare de varie attività didattiche e tanto tutte le cose che si imparano a pomoro e grazie ai contos. E il maestro fu tra Sa di Moria, San Maia e poi isabili e stontos in maniera che uno picciocchio dovesse imparare a essere a non si vai a fregare. Sono già arrivato all'ultima domanda.
Qual è sa spera tua e su disigio un po' grasi per la lingua sarda e la cultura sarda? E Dio sia sicura che appunto in questo periodo di trumbullo si usa tornare a porre tutto in armonia e usare riesce torna a scrivere, a sattopiare. Spero che ci siano tanti libri scritti su sardo, perché a scuola sarda chi non ha libri scritti su sardo non può andare innanzi, commenti noi da può andare innanzi a scuola italiana che non ci va sentire libri. E tanto io spero che ci siano libri di didattica, libri di conto, libri di storia, di geografia, di tutte discipline, in maniera che questa scuola sarda sia a sovarisi di altre scuole. E con questa spera de Franca che fino a sa spera cosa mia, si salutiamo, si doniamo appuntamento un'altra puntata dell'Itteras, sul programma di Eia TV, questionare della letteratura dei sardi. Grazie al consorzio Camus e Sex Mac, siete ospitati a Sibiri.